Si è tenuto a San Donà di Piave Terre Evolute, il festival della bonifica organizzato da Ambi Veneto e dall'Università degli Studi di Padova. Una manifestazione dedicata ai temi dell'ambiente e dell'agricoltura, con un focus particolare nella giornata inaugurale dedicato all'Agenda 2030, un'opportunità e una sfida per le terre di bonifica. L'obiettivo che ci siamo posti è di coniugare le nostre attività, guardando al futuro, sulla base dei 17 focus dell'Agenda 2030 e quindi sulla sostenibilità ambientale, perché quelli saranno i driver che ci guideranno nel futuro, soprattutto per quanto riguarda la risorsa idrica, il cambiamento climatico, il consumo del suolo e tutte quelle attività che l'uomo ha messo in campo che hanno generato questi cambiamenti. Siamo molto fiduciosi, speriamo che questo serva per mettere le basi di un nuovo rapporto con il territorio anche per quanto riguarda la bonifica. I prossimi passi sono quelli di mettere al lavoro tutto il mondo accademico con le forze produttive e quanti hanno qualcosa da dire al mondo della bonifica per arrivare appunto all'appuntamento del 2022 con un'idea di futuro. Una sfida al futuro che mette la risorsa idrica al centro di un modello di sviluppo tutto da pianificare che tenga conto dei cambiamenti climatici e del momento socio-economico contemporaneo. In altre parole, una pianificazione di un progetto sostenibile e differente che guarda al domani dell'agricoltura e passa attraverso la ricerca e l'innovazione. Lo sforzo che abbiamo fatto quest'anno è proprio quello di portare con noi a San Donà un corpo universitario importante, 13 università di tutto il paese che partono oggi per riproporre nel 2022, anno del centenario del congresso di San Donà, quella che è una cornice delle linee guida per uno strumento di questo paese, uno strumento intelligente, uno strumento virtuoso quali sono i consorzi di bonifica che sono assunti la responsabilità di una proposta complessiva e innovativa per il territorio, per le imprese, per la sicurezza dei cittadini. I consorzi di bonifica sono pronti a lanciare una sfida al Paese, ma soprattutto la sfida alle istituzioni di fiducia reciproca, perché l'obiettivo lo dobbiamo centrare, soprattutto per dare futuro alle nuove generazioni. Un tavolo di studio che non si esaurisce nelle giornate del festival e che impegnerà tecnici e accademici in un dialogo costante fino al 2022. È cambiato il contesto culturale, il contesto economico, il contesto sociale, quindi ancora una volta accademia e mondo della produttività, in questo caso in particolare il mondo delle bonifiche, devono dialogare, è diventata una necessità. Quindi questo è quello che stiamo cercando di fare con Terre Evolute, far dialogare il più possibile tutti coloro che sono coinvolti nel preservare uno sviluppo sostenibile dei territori di bonifica. Il modo migliore per dare questo supporto è creare una contaminazione tra le nostre competenze, le nostre tecnologie, quelle che sviluppiamo nei laboratori, nella ricerca di tutti i giorni e quello che serve alle imprese del territorio. E se vogliamo gestire in maniera adeguata anche il risparmio energetico, anche lo sviluppo di fonti rinnovabili, anche il controllo dei consumi dell'acqua o il controllo dell'irrigazione con una prospettiva di risparmio, le tecnologie digitali sono fondamentali.